Buongiorno ai titoli. Fateci uscire da questo incubo, è l'appello lanciato da Gaetano Mirabella Costa di Fiumefreddo, rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari nelle paludi della Florida. Dovrà aspettare oltre un anno per una risonanza il calvario di una ragazza di 23 anni di Milazzo che soffre da anni di una malattia rara. Caldo record in Sicilia, le alte temperature saranno mitigate dalle brezze, rischio blackout per il sovraccarico elettrico. Il blitz di Goletta Verde sulla spiaggia di Maddalusa nella Valle dei Templi, gli ambientalisti chiedono la demolizione degli immobili abusivi. Sabbia o scogliera lavica, il dilemma dei bagnanti tra i due versanti della costa catanese, ma i liquami sono sempre in agguato. Calciomercato, l'attaccante Tuminello e due centrocampisti della Ternana i prossimi obiettivi del Catania, il Trapani ha ceduto Marino al Picerno, Job è il nuovo terzino del Siracusa. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale e dunque c'è un appello, fateci uscire da questo incubo, appunto è l'appello lanciato da Gaetano Mirabella Costa, il 45enne italiano rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari nelle paludi della Florida. Sentiamo Tonino De Mana. Fateci uscire da quest'incubo. È l'appello lanciato da Gaetano Mirabella Costa, 45 anni, siciliano di Fiumefreddo, rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro per migranti irregolari, nelle paludi della Florida. Parlando dal carcere ai giornalisti, l'uomo ha descritto le condizioni in cui vivono i detenuti. Siamo in carcere come in un pollaio, siamo in 32 in una gabbia, i bagni sono aperti e tutti vedono, ha raccontato. Non ho nemmeno la possibilità di parlare con un avvocato né con un giudice, ha proseguito. Denunciato per violenze dall'ex moglie americana, Mirabella Costa è stato arrestato per aggressione e detenzione di sostanze stupefacenti. Secondo il suo racconto, il 9 luglio, dopo 6 mesi di carcere, sarebbe potuto uscire, ma l'avvocato dello Stato si è opposto, contestandogli la violazione della legge sull'immigrazione. Da giorni è rinchiuso ad Alligator Alcatraz, il centro fortemente voluto da Donald Trump nell'ambito della sua campagna contro l'immigrazione illegale. La madre, Rosanna Mirabella Costa, ha riferito in lacrime che l'uomo era stato portato in udienza con catene ai piedi e catene alle mani, come un cane. L'unica nota positiva è che ha la possibilità di parlare al telefono, ha aggiunto la donna. La Farnesina, tramite il consolato italiano a Miami e l'ambasciata d'Italia a Washington, sta seguendo l'evolversi della vicenda. Adesso a Milazzo, nel Messinese, il calvario di una 23enne che soffre da anni di una malattia rara. Per una risonanza magnetica dovrà aspettare il 26 dicembre del 2026. La madre denuncia e presenta un esposto in procura. Tonino De Mana. Risonanza a dicembre 2026, un anno e mezzo di attesa, un tempo inaccettabile per chiunque, ma che pesa ancora di più per una 23enne di Milazzo affetta da sindrome di Behçet, invalida all'80% e con la legge 104. La storia di Oriana inizia quando a 12 anni comincia a passare da un ospedale all'altro per questa malattia autoimmune che le provoca ulcere in tutto il corpo. La madre ritiene efficienti le strutture ospedaliere che hanno seguito la figlia, boccia invece il sistema che già una volta l'ha portata a pagare 1.300 euro per una serie di esami che altrimenti non avrebbero avuto in tempo e che dovevano essere gratuiti. Il Sovracup, a cui si rivolta la famiglia questa volta, ha risposto che le 2 risonanze magnetiche non si potevano eseguire neppure in intramenia a pagamento e se ne parlava nel dicembre 2026 al Policlinico di Messina. Nel frattempo il Policlinico San Marco di Catania ha chiesto di avere al più presto questi esami per far sospendere il farmaco che Oriana assume da 10 anni e che potrebbero peggiorare la situazione. Da qui la decisione della madre che ha presentato una denuncia ai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto. Un'intensa ondata di calore interessa la Sicilia sud-orientale, le temperature sfioreranno i 45 gradi, c'è un rischio anche blackout per il sovraccarico della rete elettrica ed è allerta rossa per gli incendi nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Luglio ci lascerà con una zampata di caldo africano, la colonnina di mercurio sta già salendo e non sarà facile sfuggire alle temperature roventi che ci accompagneranno almeno sino a venerdì. La più colpita è la fascia sud-orientale della Sicilia, ma non sarà come la drammatica estate di 2 anni fa, quando il mese di luglio è stato segnato quasi per intero dal bollino rosso. La differenza fondamentale dovrebbe
risultare nel ruolo che le brezze avranno nel limitare l'aumento delle temperature, soprattutto sulla costa ionica e sulla costa tirrenica. Nelle aree interne, soprattutto nella piana di Catania, sono previste temperature anche fino a 44-45 gradi. Ad Enna e Caltanissetta si sfioreranno i 44-45 gradi, a Catania e Siracusa si viaggerà intorno ai 40-41. Floridia, con molta probabilità, non vedrà battuto il record dei 48,8 gradi registrati nell'agosto del 2021, ma farà ugualmente caldo. Si boccheggerà anche la notte con temperature che si manterranno intorno ai 29-30 gradi. Se le aziende sanitarie e comuni interessati dall'ondata di calore stanno predisponendo presidi medici e rifugi climatici per le persone più fragili, l'Enel ha predisposto un piano d'emergenza. Si temono distacchi di energia elettrica per i tanti condizionatori accesi e per le alte temperature. Tecnici, operai, squadre di pronto intervento, gruppi elettrogeni e power station sono pronti a intervenire. 2 anni fa interi quartieri di Catania sono rimasti a lungo senza energia elettrica e anche senza acqua. Dal 2023 però sono state create altre linee per evitare il peggio. Il consiglio di buon senso per tutti è quello di utilizzare con intelligenza i climatizzatori, non settarli a temperature troppo basse e non accenderli in tutta la casa. Il rischio è anche quello di ricevere bollette salate. Cemento illegale sulla costa di Agrigento, Goletta Verde torna a Maddalusa con un blitz e rilancia l'appello alle demolizioni. Davide Sardo. Un blitz simbolico ma dal messaggio forte. Goletta Verde Legambiente è approdata sulla spiaggia di Maddalusa ad Agrigento per chiedere la demolizione immediata degli immobili abusivi ancora presenti lungo la costa. L'iniziativa si è svolta in un'area di grande pregio naturalistico all'interno del Parco archeologico della Valle dei Templi. Qui le costruzioni abusive continuano a compromettere l'integrità del paesaggio e la tutela del territorio. Sulla sabbia è stato esposto un grande striscione con la scritta "Abbattiamolo", un chiaro appello alle istituzioni perché si intervenga in modo deciso e concreto. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafia, in Sicilia solo nel 2024 sono stati registrati oltre 1180 reati legati al ciclo illegale del cemento. Agrigento, con 39 violazioni accertate, è tra le province più colpite, preceduta solo da Messina e Palermo. Bisogna procedere celermente all'abbattimento delle case abusive, dei manufatti abusivi e dare risorse e fondi affinché i prefetti e i sindaci possano eseguire le ordinanze di demolizione, restituendo alla naturalità dei luoghi le nostre coste. Per Legambiente la strada è una sola: far rispettare la legalità e procedere con le demolizioni. Solo così si può contrastare davvero l'abusivismo edilizio. E chi cerca il refrigerio in mare deve fare i conti, almeno lungo la costa ionica, con gli scarichi fognari non a norma, soprattutto nei fine settimana. Adelaide Barbagallo. Siamo a Praiola, eccole come si presentano le acque di uno dei costoni più affascinanti della riviera ionica. Le correnti che da nord spostano verso sud tutti i liquami li conducono sino ai comuni di Riposto, Fiumefreddo, Giardini, Fondachello, Pozzillo. Lo scempio si ripropone ogni estate, niente fognature e i liquami finiscono in mare. Soprattutto nei fine settimana, quando la popolazione decuplica rispetto a quella invernale, i pozzi di acque nere di residence, villaggi, interi complessi edilizi vengono scaricati così. Durante la notte o all'alba anche alcune cisterne svuotano dolosamente il contenuto in mare. La Capitaneria di Porto di Riposto, più volte allertata, da tempo combatte questi episodi che danneggiano anche il turismo. Le spiagge del litorale, come il porto turistico di Riposto, pagano un prezzo altissimo. Sale la preoccupazione dei gestori dei lidi, la cui stagione balneare viene compromessa da una situazione non più tollerabile. E a Catania il dilemma è tra spiaggia sabbiosa o scogli. Desiree Ferlito ha chiesto ai catanesi cosa preferiscono. Sentiamo. Sto bene al mare, al mare, al mare, sto bene al mare. Sabbia finissima, scogli selvaggi, qualunque sia il vostro stile, sull'isola non manca nulla. Ma i catanesi cosa preferiscono? Una sfida all'ultimo tuffo tra il litorale sabbioso della Playa e la famosissima spiaggetta nera di San Giovanni Licuti. Pro e contro per tutti i gusti. San Giovanni Licuti, decisamente.
non c'è paragone. Io vengo qui alla playa, è più comodo. Quali sono i vantaggi della spiaggia? La comodità per entrare in acqua, quindi non fa male ai piedi, per la bambina è comodissimo, lei può stare anche lì in riva. La sabbia non mi piace. Sicuramente i bambini hanno il ritrovo più importante, poi diciamo ci si riesce a rilassare, va, a differenza degli scogli, senza nelle gode. L'acqua è più pulita, c'è un po' di aretta come sento questa mattina nella playa, si occupa, si muore dal caldo. Sicuramente lo spazio non basta mai, non basta qui sulla spiaggia, figuriamoci sugli scogli. Assolutamente San Giovanni Liguri. La playa, perché i bambini sono al sicuro qui, sugli scogli come fanno i bambini? Dipende da cosa si apprezza. Qui vediamo il fondo del mare, alla playa non lo vediamo. Chi l'ha detto? È trasparente l'acqua stamattina. La sabbia lascia addosso quel pochino di impaccio. Non è importante, c'è la doccia per questo, tranne che non si vogliono lavare. La playa più comoda per i bambini. Della scogliera si apprezza di più la qualità dell'acqua, ad ognuno i suoi gusti. Basta trovare il proprio angolo di paradiso. A Siracusa adesso il turismo è in calo, l'allarme arriva dagli albergatori che registrano il segno meno sui soggiorni città rispetto allo scorso anno. Francesco Aloi. Poco più di 148.800 pernottamenti a giugno, oltre 8.000 in meno rispetto allo stesso periodo del 2024, in percentuale meno 5,5. È il dato sui turisti a Siracusa, numeri che se proiettati al futuro fanno preoccupare. Ad inizio anno le prospettive erano più che buone, ma adesso qualcosa è cambiato. Questo è quello che ci preoccupa fortemente, perché sono gli italiani che hanno perduto così il desiderio di venire nella nostra città. I turisti ci sono sempre, sì, ma non più come prima. Le cause potrebbero essere diverse, da quelle più generali come il caro voli a quelle più locali come prezzi troppo alti, carenza di pulizia e servizi. Questo sicuramente incide perché vede ormai Siracusa è negli occhi del mondo e quindi non possiamo assolutamente sgarare. Occorre quindi fare il punto della situazione per capire cosa sta accadendo e come intervenire. Secondo CNA il calo del turismo raggiunge picchi anche del 25% rispetto allo scorso anno. Ragione per cui noi come CNA Siracusa per fine stagione vogliamo organizzare gli stati generali del turismo coinvolgendo tutti gli imprenditori, le associazioni di categoria, la politica. La bella stagione comunque è ancora lunga. In Sicilia si sa dura sempre di più, quindi un po' di ottimismo e chissà che il trend non torni in positivo. Una breve pausa e poi a Palermo dove sono stati ancora una volta aggrediti dei turisti. A Palermo una coppia di turisti statunitensi è stata aggredita in centro. Stavano tornando in albergo quando sono stati rapinati. Il ragazzo ha avuto la peggio, colpito con una mazza al volto. L'attacco però non avrebbe rilevato danni cerebrali. Entrambi sono stati dimessi. Questo è solo l'ultimo episodio di una violenza continua in città. E il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia un rafforzamento di uomini. Marco Gullà. La città di Palermo avrà più agenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ieri presente durante la commemorazione della strage di Via D'Amelio, sollecitato sul tema sicurezza in città, ha rassicurato cittadinanza e istituzioni sul rafforzamento del corpo di polizia per contrastare la microdelinquenza che negli ultimi mesi sta soffocando il capoluogo siciliano. Piantedosi ha annunciato più uomini per sorvegliare il territorio, ma al contempo ha precisato: i reati in città sono diminuiti e Palermo non è una città meno sicura delle altre, ma nel capoluogo c'è comunque apprensione e preoccupazione per gli svariati episodi di violenza che si sono susseguiti nelle ultime settimane, come quello in Via Alloro, nel centro storico, dove tra l'altro è rimasto ferito anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Nonostante le denunce e l'identificazione di 4 degli aggressori del barista e dell'assessore, alcuni di loro o complici sono tornati alla carica, minacciando anche di morte il proprietario del bar. Una vicenda che quindi, nonostante le denunce
denunce e il clamore mediatico non si è ancora conclusa, e questo deve far riflettere sulla pericolosità di alcuni balordi che continuano a delinquere nonostante siano già stati identificati. E poi le aggressioni quasi all'ordine del giorno ai danni di turisti e i tentati stupri. Ma davvero Palermo è meno pericolosa di altre città, come ha detto il ministro Piantedosi? Sere d'estate a Punta Secca con la rassegna Libri da Mare. Tra gli ospiti Arianna Mortelliti, nipote di Andrea Camilleri, che ha presentato il suo ultimo romanzo, Quel fazzoletto color melanzana. Veronica Barbarino. Sotto la luce del faro di Punta Secca, accanto al mare e a pochi passi dalla famosa casa del commissario Montalbano, celebre protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri, la nipote Arianna Mortelliti ha presentato il suo ultimo romanzo. Tra gli ospiti in programma della rassegna Libri da Mare, con Quel fazzoletto color melanzana segue le orme del nonno, in un romanzo intrecciato di giallo e dramma familiare. L'ultimo anno della vita di nonno io l'ho passato a stretto contatto con lui perché mi ha chiesto di supportarlo nella stesura dell'autodifesa di Caino, che è la prima opera uscita postuma, e quindi ho potuto vedere come si scriveva un libro, diciamo, dall'inizio alla fine, e quindi sicuramente questa esperienza in cui ho potuto vedere dal migliore, da mio nonno, come si scrive un libro, sicuramente mi ha aiutato moltissimo, per cui un anno dopo la sua scomparsa ho provato anche io questa esperienza. Con una prosa elegante e sobria, ricca di dettagli emotivi e psicologici, protagonista del racconto è Lara, che con la morte dei genitori torna al suo paese di origine. Tra fotografie, lettere e appunti scopre un passato di cui lei non è a conoscenza. È una ricerca con una serie di prove, indizi e testimoni che alla fine la porteranno alla verità sul suo passato e anche sull'incidente dei genitori. Libri da Mare proseguirà nei prossimi giorni con ospiti Attilio Bolzoni e Pietro Grasso. Una breve pausa, la pagina poi dello sport con le ultime del calciomercato delle siciliane. Eccoci allo sport, al calcio, seconda amichevole stagionale per il Palermo di Pippo Inzaghi. I rosanero hanno battuto 5-1 il Paradiso, squadra militante nella terza serie svizzera. In gol c'è Caroni, le due Ron di Francesco Corona e Brunori. Buone le trame messe in mostra dai rosanero, in particolare il pressing alto con la squadra compatta alla ricerca del pallone. Veniamo al mercato per quanto riguarda le squadre di Serie C. Sentiamo. Domenica di riposo per il Catania a Norcia dopo 5 doppie sedute di allenamento in una settimana. I dirigenti invece sono al lavoro per imprimere un'accelerazione al mercato, obiettivi da raggiungere in tutti i reparti. Per la difesa piace Davide Mondonico, 28 anni, del Campobasso, club rossazzurro interessato a 2 centrocampisti esperti della Ternana, Andrea Vallocchia che Liverani vorrebbe trattenere e Salvatore Aloi in scadenza di contratto. Per l'attacco riflettori puntati su Marco Tumminello del Crotone, contesto da Salernitana e Benevento. In uscita Peralta è seguito dalle pugliesi Foggia, Monopoli e Casarano, Montalto più dalla Regina che dalla Casertana, proposte anche per De Rosa e Marsura. In casa Trapani il centrocampista Andrea Marino, in prestito al Lecco dallo scorso gennaio, è stato ceduto al Picerno. In entrata pronto un triennale per l'attaccante Alfredo Donnarumma, ex Ternana. Ritocchi in difesa e a centrocampo, i prossimi obiettivi di Pavone. Domenica di riflessioni per il Siracusa. Il direttore sportivo Laneri, dopo Farroni, si è assicurato anche le prestazioni del terzino destro 21enne Simone Iob dal Piacenza, dove nelle ultime 2 stagioni in D ha disputato 65 partite realizzando 4 gol. Convinto e pronto a legarsi alla Scafatese. È tutto, la prossima edizione alle 14. Grazie per l'attenzione e buona giornata.